La Regione del Veneto interviene, sostiene questa iniziativa perché è un'iniziativa finalizzata a valorizzare il territorio, in questo caso il territorio della Bassa Padovana, in particolare il comune di Este che si presta molto con la sua piazza maggiore a diventare un salotto del 1800. Infatti il 29 settembre Este ritornerà a rivivere i fasti del 1800 grazie a persone che hanno a cuore la loro realtà, conoscono la storia di Este, quindi la ripropongono. E un grazie per questo a tutte le associazioni che si prestano e che danno quindi l'opportunità ai turisti, ma non solo ai turisti, a chi vive il territorio, di poter apprezzare profondamente la nostra cittadina di Este. E quindi un grazie particolare poi a Luisa Rosina per questa opportunità che dà di conoscere il 1800 ad Este. Este è la bellezza di 7 città gemelle o comunque legate da un patto di amicizia, e questo è un punto di forza, insomma, per il nostro comune, per il nostro territorio. Abbiamo Bad Vinça in Germania, Tapolza in Ungheria, Pertuis in Francia, Fiume in Croazia, Fredericksburg negli Stati Uniti d'America, Betlemme e Lecce nel Regno Unito. La cosa importante è evidenziare che la Donna con il cappello è una manifestazione di qualità ed importante per il nostro territorio, perché ravviva il nostro tessuto socio-culturale e soprattutto fa in modo che ci siano tante associazioni che collaborino tutti assieme per questa iniziativa. Per cui insomma l'invito ai cittadini è di essere partecipi, perché è una bella occasione per stare insieme e per vedere questo evento di rievocazione storica, ma anche la cosa bella è che ci saranno tutte le nostre città gemelle che saranno quindi incluse in questo evento con balli, danze, canti, quindi è un modo di stare assieme non solo tra di noi cittadini ma anche proprio con una visione internazionale ed europea. È nata proprio nel 2020, il periodo che stavamo vivendo, che aveva sconvolto tutti ed eravamo tutti disorientati, non si sapeva quali erano i comportamenti da tenere, la malattia che intanto portava gente all'ospedale, i bambini a casa, le mascherine, e da lì ho fatto il ragionamento: dal caos possono nascere delle idee, come ho detto, delle idee vincenti, e ho cominciato a chiedere a delle persone e ho esposto questa mia idea, che da questa vecchia foto avevo visto questa donna col cappello e in quel periodo là della tubercolosi, 100 anni fa, e quindi 100 anni fa dopo 100 anni noi stavamo vivendo un altro periodo molto molto pesante che sconvolgeva tutti dal punto di vista sia del lavoro, del comportamento e anche relazionale, perché si aveva paura l'uno contratto con l'altro, diciamo. E quindi questo è stata la mia impulso è stato quello di dire: facciamo qualcosa, rispettiamo le regole, la distanza, rispettiamo le regole, diciamo che la legge ci sta imponendo, però troviamo un modo di far partire un qualcosa che magari ci porterà fuori, ci aiuterà un pochino a superare le difficoltà del momento. Il primo evento è stato molto interessante, mi ha dato la conferma che c'era una grossa potenzialità, e da lì sono partiti e ogni anno l'abbiamo sempre come si dice, alimentato con qualcosa di diverso. Questa è la quinta edizione di Diverso A, che stiamo ringraziando il Riccoboni, gli architetti dell'Ottocento, che hanno restaurato la città e ci hanno dato un vassoio prezioso su cui appoggiare le nostre iniziative. E non è poco, non è poco, perché è anche una unicità nostra. Allora parleremo molto di questo Riccoboni, poi parleremo anche di un altro personaggio molto importante di quell'epoca, il Castelvetri. Il Castelvetri era un maestro di musica. Este a quell'epoca era veramente molto importante la scuola di musica e per 50 anni questo maestro Castelvetri ha diretto questa scuola. In più lui aveva anche ideato un inno alla città di Este e al sindaco che c'era all'epoca, che era l'onorevole Guariento. Quindi movimentiamo questo nella profondità, no? Quest'anno poi, grazie al comune di Este e alla dottoressa Erika Bertazzo che si occupa dei gemellaggi, questo evento è andato anche in espansione laterale, quindi verrà visto e vissuto anche da cittadini, oltre che di Este e del Veneto, anche da altre nazioni italiane. Quindi questo per me è stata una ciliegina sulla torta che non è da poco. In più abbiamo la collaborazione anche di tante associazioni di Este,
come ho detto prima, o Anna Grupper, insomma danze, abbiamo, mamma mia, ho paura sempre di dimenticarmi qualcuno, è il gabinetto di lettura, è il nostro scrigno dove noi abbiamo pescato tante notizie storiche, anche per altri eventi che abbiamo fatto sempre col nostro amico Giacomo della Doson, della Scuola Mobile all'Aperto, che è un'altra ciliegina della nostra città, che non è ancora finita la nostra ricerca.